uno dei primi fatti da noi in maniera molto industriale, molto pulita, diciamo, rispetto alle esigenze del museo, però la facciamo qui anche perché le fotografie, che poi ne parleremo diffusamente, danno l'idea di un raccoglimento ristretto anche mentale e emotivo. Dunque, io sono Fumagalli, sono il presidente del MACNULA, piacere di avervi qui. Devo dire solo una cosa: prima di tutto ringrazio l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di averci dato la possibilità di essere ancora in pista sul sistema dell'ET. Per noi è una cosa bellissima essere protagonisti nel piccolo di questo sistema dell'ET, perché è veramente qualcosa che lancerà, io penso, non solo la provincia ma addirittura la Sardegna e l'Italia. E quindi stasera è una mostra di carattere fotografico, quindi io darei, se permettete, dei saluti indispensabili, poi la conduzione della serata è affidata alla dottoressa Lucato che è qui con me per l'introduzione. Dunque io ovviamente do il saluto al vice sindaco di Lula di Taranto, buonasera, perché poi te lo presento dopo. Al direttore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Alessandro Cardini, buonasera. Lo scienziato, posso dirlo, Domenico D'Urso dell'IFIA, buonasera anche lui. Poi abbiamo Raffaele Petralla che è il fotografo di queste bellissime mostre che vedete, che è qui a fianco mio, e Benedetto Petrus che era la curatrice, possiamo dirlo, assieme a Raffaele, non solo curatrice di questo bellissimo lavoro. Tra le personalità abbiamo il console onorario dei Paesi Bassi Cristina Ricci, buonasera. Il console onorario della Francia di Cagliari, Monsieur Vincent Gerber. Il comandante del colonnello dei Carabinieri di Nuoro, dottor Casseggio, buonasera. Il sindaco di Nuoro, Emiliano Feno, buonasera. E infine, se non ho dimenticato nessuno, il presidente della Camera di Commercio di Nuoro, Agostino Cicalò. Ecco, fatte queste presentazioni, io direi era il primo artista, è il responsabile, diciamo, del pacchetto mentale operativo logico dell'ET, Raffaele Maras della Regione Sardegna. Ecco, finite queste piccole formalità, io passerei la parola alla grande esperta di comunicazione che è Carlotta Lucato per introdurre un pochino tutti i temi. Il microfono mi si sente meglio comunque. Però spostati perché sei davanti al microfono. Sono davanti, allora vengo accanto a te. Sì, Domenico mi ha generosamente definita esperta di comunicazione, in effetti sì, è il mio lavoro, ma quando sono accanto a Domenico Fumagalli io mi sento una novellina perché lui è un anchorman pazzesco. E anche a Matteo, ovviamente. Anche Matteo Serra. Eccolo lì. Che è il responsabile della comunicazione del progetto Einstein Telescope. No, stavo dicendo, io mi chiedo perché Domenico continui a chiamarmi per queste iniziative meravigliose, perché sei un pazzesco, perché sei uno splendido padrone di casa. Siamo di nuovo qui dopo la mostra che si è tenuta nell'estate del 2025, un'altra mostra dedicata all'Einstein Telescope. Anche oggi inauguriamo il vernissage oggi di una nuova esposizione dedicata all'Einstein Telescope, in questo caso una mostra fotografica che è molto più di una semplice mostra, ma è un reportaggio, una restituzione ai tanti visitatori che ci auguriamo in questo mese, effettivamente la mostra. In
questo mese salvo proroga, speriamo ovviamente che in questo mese di esposizione avranno piacere di venire a visitarla. È proprio una restituzione quasi antropologica, sociale di quella che è stata una ricerca a quattro mani portata avanti dai due curatori della mostra, ma ne parleremo dopo in maniera più ampia. Il titolo Aspettando E.T. è un'attesa che ormai va avanti da qualche anno, diciamo iniziata molto da lontano, 15 anni fa, ma che si è intensificata negli ultimi 3 anni, soprattutto, insomma, da quando anche il governo nazionale ha messo la mano sul progetto, diciamo, ha posto la mano sul progetto, garantendo il suo appoggio non solo morale, ma anche fattivo, un sostegno economico e istituzionale. Quindi l'attesa durerà ancora più di un anno, indicativamente un anno e mezzo circa, perché i risultati, gli esiti di questa lunga corsa all'E.T. si avranno entro la fine del 2027, ed è interessante il fatto che questa scommessa dell'E.T., di questa scommessa se ne parli oggi in un altro, diciamo in un presidio culturale del territorio, che è stata un'altra scommessa, che è stato il Maclula, perché è stata una scommessa importante in questo territorio, iniziata ormai 4 anni fa, vero, per l'impegno di Domenico Fumagalli, di Mariolina Magnia, che è qua, e la ringraziamo, e io chiederei anche un applauso per il loro grande amore per l'arte e il loro grande amore per questa terra. Mariolina è bulese e Domenico è, diciamo, ormai adottato da quanti anni? Tecnicamente sono longobardo, quindi... Longobardo. E io sono savoiarda invece. Esatto, lombardo-sardo, il regno lombardo-sardo che ha approdato qui e che in questi 4 anni, diciamo, ha portato avanti una scommessa che possiamo iniziare a dire dopo questi anni che è vinta, perché il Maclula è ormai molto conosciuto sul territorio, con grandi referenze, con grandi risultati di partecipazione e di consenso da parte del pubblico, da parte delle istituzioni e da parte anche della critica. Quindi una bellissima risposta per questo progetto. Iniziamo con i saluti istituzionali del vice sindaco di Lula, Pietro Pittaris. Buonasera, grazie. Grazie, gentile invito, ringrazio tutte le autorità civili e militari presenti, tutti voi, ormai una lunga consuetudine, il dottor Caldini, il professor D'Urso, Raffaele, insomma non dimentico nessuno, è sempre un piacere rivedervi. Naturalmente Antonio Savici, consulente onorario dell'Olanda, della Francia, insomma saluto tutti voi, un abbraccio veramente grande. Un grande ringraziamento sentito naturalmente agli autori e ai curatori della mostra, complimenti bellissimi. Allora, aspettando E.T., insomma, per dire al conservatore Santa, aspettiamo il giorno del giudizio. Insomma, pian pianino si avvicina prima al 2026, poi al 2027, però siamo molto fiduciosi. Non vi spiego perché ne abbiamo parlato tante volte sulle ripercussioni di natura economica, sociale, che però sono intrinseche. Se ne parla sempre di più, non soltanto nel Molese, ma in tutta la Sardegna. Recentemente eravamo invitati alla inaugurazione dell'Accademico Università di Cagliari, presente anche voi, c'era anche il sindaco Feno. Insomma, in quell'evento era centrato completamente sulla istanza. C'è stata anche la lezione magistrale della professoressa Branchesi, che è stata ospite spesso a Riga, e quindi c'era molto ottimismo anche sul versante della ricerca, della scienza, perché sappiamo che per noi, per tutti i professori e ricercatori, è un evento unico e difficile. Come aspettiamo questo percorso che si sta, il miglio verde, possiamo chiamarlo? Ma con ottimismo perché da una parte abbiamo la sanità della qualità del progetto. Non lo dico io, dico gli scienziati, insomma, come portare progetti di altissimo livello, per rispecchia tutte quelle qualità, bassa densità antropica, silenzio assoluto che non ha pari praticamente in Europa e nel mondo, sono tutte qualità, adesso non si offenda l'amica dottoressa Ricci, console dell'anno, ma insomma, delle qualità sicuramente molto importanti. Quindi c'è sicuramente questa sensibilità da parte naturalmente degli scienziati, del mondo dell'università, della ricerca, delle imprese, di tutti. Ma per quale motivo? Abbiamo dati recenti, sapevamo dello spopolamento delle zone interne che purtroppo continua,
lo ricordava anche la Presidente Todi recentemente, 5.000 giovani ogni anno vanno dalla Sardegna, e ultimo trend drammatico purtroppo con la Sardegna tutta. Perché si va via? Per vari motivi, ma spesso anche per motivazioni di natura economica, magari per la mancanza di posti di lavoro. Se invertiamo questa tendenza, magari molti giovani possono rimanere qua, anche con dei lavori di altissimo livello. Cosa si è fatto nel frattempo? Tanto lavoro, devo ringraziare sia il governo nazionale sia la regione Sardegna, perché hanno investito naturalmente tanti soldi da questo punto di vista, per creare le precondizioni affinché il progetto Iceland Telescope abbia poi una grande visibilità. Ultimamente ricordo i grandi progetti per quanto riguarda il progetto ET San Lago, adesso ci sta aggiudicazione il prossimo aprile, ma tutti i progetti anche per quanto riguarda la viabilità stradale, per quanto riguarda anche la fibra del progetto Terabit, insomma tantissimi progetti in tal senso. Dico due cose: la Luna di oggi non sarà la Luna che vedremo tra 5, 10 e 15 anni. Abbiamo tanti esempi anche in centri di ricerca sparsi per il mondo in cui c'è stata una trasformazione, una gentrificazione, sia magari ci può essere appunto aggrossimento da parte della popolazione, perché è verosimile che a parte i grossi investimenti di natura economica ci possa essere veramente l'una sarà, ripeto, magari con tante attività di diverso tipo, e quindi per noi sarà veramente un valore aggiunto, soltanto per l'una, per tutto il Nuorese e per tutta la Sardegna. Per oggi si parla aggiungo, ci stiamo preparando anche a rendere i nostri paesi ancora più accattivanti, più belli, quindi ringrazio anche la Regione perché ha stanziato ultimamente un fondo da 7,4 milioni di euro per interventi di riqualificazione e di generazione urbana, e questo aiuta perché i nostri paesi sono ancora più belli, e questo anche per quanto riguarda i lavoratori diritti. Ma vengo alla tematica di oggi, sulla mostra fotografica, perché si parla di Luna. Un paese che comunque sia una grandissima storia, una grande tradizione, insomma, Luna è sempre stato un paese molto importante, il Nuorese, per diversi aspetti. Ha sempre avuto anche un'imprenditorialità molto vivace, insomma, anche sul versante culturale. Abbiamo diverse associazioni culturali, abbiamo creato compagnie teatrali, e sempre a Luna nasce il MAC. Un grande successo, ringrazio ulteriormente una Giorgina e Domenico per questo loro coraggio, che poi è sempre stato ben ripagato dentro la qualità, insomma, delle mostre, delle presenze di volta a questi eventi. Quindi io lo so già, voi vi state già organizzando, perché insomma per il futuro andrà di pari passo anche l'offerta culturale, perché dobbiamo prepararci, perché magari se poi verrà giudicato il progetto, anche l'offerta anche culturale dovrà essere di altissimo livello. Voi sono sicuro che siete all'altezza. Grazie. Grazie. Facciamo il punto a questo punto, su che punto siamo in questo momento con la corsa all'Einstein Telescope, con il referente per la regione Sardegna del progetto, che è Raffaele Matas, a cui chiedo di venire per essere qui. La regione Sardegna segue sempre da vicino qualsiasi iniziativa che porta come tematica centrale l'Einstein Telescope, e quindi sostiene in pieno anche la mostra di questa sera, una lunga corsa che dura da anni, su cui la regione Sardegna sulla quale pone grandissima fiducia la regione Sardegna, lo dice anche il grosso investimento economico di risorse anche umane che sta portando avanti. Io vorrei ricordare che sono qui non solo in veste di moderatrice, perché sono una giornalista, ma sono anche qui in veste di divulgatrice territoriale dell'Einstein Telescope. Stiamo lavorando sul territorio da 2 mesi, e assieme a me peraltro questa sera ci sono i miei colleghi in ultima fila che vorrei ringraziare per la presenza qui, a cui chiedo anche Ecco Raffaele, a che punto siamo in questo momento? Facciamo una mappatura di quello che è lo stato dell'arte del progetto Einstein Telescope e di quelli che saranno gli step dei prossimi mesi. Grazie, buonasera e grazie a tutte e tutti. Venendo qui e venendo a una mostra fotografica che certifica anche un cambiamento in atto, mi è venuto in mente uno dei doni che abbiamo dato
al ministro della Sassonia il giorno che a Roma abbiamo firmato l'accordo il 12 gennaio. Erano una serie di libri fotografici di fotografi e fotografe tedeschi che si erano misurati ed erano venuti a vedere la nostra isola in un'altra stagione, in un'altra epoca. Immagino che molti di voi li abbiano visti. E questo è anche un po' significativo, cioè noi con queste fotografie stiamo fotografando un cambiamento, che è il cambiamento che c'è prima del giorno del giudizio, per citare Pietro prima, perché noi in realtà un cambiamento lo stiamo già vivendo, ed è il cambiamento di essere candidati ad ospitare la più grande infrastruttura di ricerca che verrà costruita in Europa nei prossimi 20 anni. E per essere all'altezza di questo cambiamento noi abbiamo deciso di non essere quelli che aspettano che arrivi, gufando o tifando perché ci sia, quindi dicendo tanto non arriva, oppure se arriva in merito della bontà divina, ma sarebbe meglio che fosse, siccome non si vede perché siamo un po', allora sarebbe bene che il relatore sia nessun problema. Quindi noi piuttosto che decidere di aspettare se le cose vanno bene o male, abbiamo deciso che questa candidatura ce la vogliamo meritare e vogliamo stare a testa alta come regione, come territorio nel meritarci questa candidatura, con l'ossessione di uscirne da questa competizione vincenti, ma con dei miglioramenti. Perché? Perché, e qua vorrei smontare una serie di cose che si sentono dire. L'accordo con la Regione Sassonia l'abbiamo fatto perché la nostra candidatura è più forte e siamo noi quelli forti che sono andati a cercare gli altri. Perché questo dal punto di vista scientifico e dal punto di vista delle risorse che devono essere investite è ritenuto più utile. Quindi noi, una regione, un territorio a testa alta, che siamo andati a parlare con una regione europea. L'evento che abbiamo fatto 2 settimane fa, no, 10 giorni fa, a Bruxelles, al Parlamento europeo, dove c'erano parlamentari tedeschi, c'era la vicepresidente del Comitato Economico Sociale che era ceca, c'era la vicepresidente dell'ente che si occupa di infrastrutture e di ricerche europee in tutta Europa per la Commissione Europea, che era francese, c'erano i parlamentari di diverse forze politiche italiane di tutti gli schieramenti. Quell'evento l'abbiamo costruito e voluto noi come regione, noi come territorio, perché noi siamo nelle condizioni di andare a testa alta in Italia ed in Europa e proporre una candidatura che è solida dal punto di vista scientifico, ma anche dal punto di vista delle cose che stiamo facendo. E mi spiego. Noi abbiamo messo le risorse per dire: se si fa qui, le risorse ci sono. Abbiamo messo 350 milioni di euro. Abbiamo detto: noi non vogliamo aspettare che Sosenatos diventi il luogo dove si fa Einstein Telescope, ci vogliamo fare ricerca, e quindi a luglio ci sarà la posa della prima pietra di un centro di ricerca che sarà gestito dagli scienziati, non solo loro ma anche altri, ed è una cosa che ci sarà a prescindere. Il loro direttore nazionale dice: a Sosenatos dobbiamo fare una foresta tecnologica di progetti di ricerca. Benissimo, presentateci e capiamo come finanziarli, ma è l'idea che questo posto qui è un posto dove noi possiamo diventare non gente che insegue altre mode, ma essere quelli da guardare. Se l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che tra l'altro sta anche collaborando con la colonia penale di Mamone, la notizia di oggi è che hanno installato una stazione meteo là dentro, quindi in qualche modo, no, svolgendo un ruolo nel territorio. Se un istituto che si occupa di terremoti e di vulcani, e in Sardegna non ci sono né terremoti né vulcani, viene qua e apre una sua sede regionale e la apre a Nuoro, e c'è il sindaco che ringrazio per gli spazi che ha concesso con il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi, vuol dire che questo è un luogo dove noi stiamo diventando attrattivi. Ed è un luogo in cui noi dobbiamo e stiamo facendo sistema sulle cose che ci sono da fare. Allora noi dobbiamo tutti quanti avere un'ossessione.
Cosa possiamo fare noi in questa partita di Einstein Telescope? La regione ha un ruolo, i comuni hanno un altro ruolo, le aziende, gli enti culturali hanno un altro ruolo. Tutti insieme, il più possibile, ci stiamo già lavorando molto insieme, ma tutti insieme dobbiamo interrogarci sulle cose che possiamo fare. Perché questa partita si viaggia su 3 livelli. Uno è il livello internazionale, ed è il livello dove noi lavoriamo con la Sassonia, collaboriamo con il governo, cerchiamo di lavorare anche su regioni europee che ci possono aiutare in questa partita. Un altro livello è quello regionale, che è il livello in cui decidiamo quali sono le cose più importanti su cui noi vogliamo investire per rendere più forte la Sardegna. Parlo delle risorse per fare per le aree industriali, risorse per avere la rete a 1000 giga di velocità che è già arrivata in Sardegna e abbiamo i soldi per mettere a disposizione delle aziende. Parlo della discussione che ci sarà nelle prossime settimane sulla formazione delle professionalità che serviranno per il cantiere, perché finalmente abbiamo dei numeri e dei dati su cui poter iniziare a fare un piano di formazione dei prossimi anni. Parlo della discussione che dovremmo fare sulle università, sui corsi di studio, su una serie di cose che viaggiano sul livello regionale e devono avere una ricaduta sul territorio. E poi ci sono tutta una serie di misure che invece noi dobbiamo avere la forza di pretendere e di incanalare nel nostro territorio. Cioè noi dobbiamo far diventare questo territorio e il Nuorese in generale un'area, fa sorridere ma è così, leader nel nostro paese. E siccome noi abbiamo qualcosa che è un'infrastruttura unica e i prossimi anni siamo candidati ad ospitarla, abbiamo la possibilità, se inseguiamo questa cosa, se non ci dividiamo, se lavoriamo tutti insieme per risolvere i problemi e per individuare le soluzioni, possiamo diventare su queste materie leader nel nostro paese. E fare una roba di questo tipo vuol dire che ci saranno realtà che vorranno venire da noi perché abbiamo queste caratteristiche. E questa è la vicenda. E quindi noi, in attesa del giorno del giudizio, ce lo dobbiamo meritare e due dobbiamo cambiare una nostra mentalità in cui le cose non arrivano ma le dobbiamo far arrivare, e le dobbiamo far arrivare come le vogliamo noi e nel contesto che prepariamo noi. Questo è secondo me la cosa più importante che dobbiamo fare questi anni. Per questo nel senso discutiamo molto anche con loro, perché giustamente a volte uno ha un'idea scientifica che però deve essere calata in un contesto in cui si deve tenere conto di tante altre cose. Cioè, ieri, lo dicevo al vice sindaco prima, stavamo discutendo con il GEA, qua è un posto di miniera, c'è il direttore storico della miniera. Il GEA non ha più le persone, il personale che aveva qualche anno fa o qualche decennio fa qua. E allora anche a loro si stanno interrogando su come il GEA può svolgere un ruolo diverso da quello che ha in questo momento in questo territorio, che è un territorio di miniera, che ha un museo minerario, che ha un orientamento verso la ricerca, e quindi noi tutti gli attori li dobbiamo mettere in fila per rinforzare questo territorio che sta dando tanto, ci sta dando l'opportunità al nostro paese, alla nostra regione, di ospitare una grande sfida scientifica. Questo è secondo me il messaggio più importante, quindi dobbiamo moltiplicare eventi come questo, tutte le cose che possiamo fare le dobbiamo fare, ma le dobbiamo fare con questo orizzonte, pensando che le cose non arrivano da sole, ma che ognuno di noi può fare qualcosa, organizzando un evento, organizzando un confronto, facendo delle proposte e facendo sistema, una cosa che in Sardegna, nel nostro territorio, è difficile fare, ma su questa cosa incredibilmente la stiamo facendo tutti insieme, e credo sia il motivo per cui siamo così forti e se ne sono resi conto non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo. Grazie. Avete capito che l'Einstein Telescope se ne parla da anni ormai, ma è sempre più chiaro che si tratta di un progetto internazionale che è un unicum in Europa e che può realmente
finire, cadere qua in questo territorio. Fino a 15 anni fa, quando sono iniziati i primi sopralluoghi, quando sono iniziati i primi calcoli intorno al progetto, poteva sembrare un libro dei sogni, ma ora è quasi realtà. Le probabilità che arrivi veramente in questo territorio, nel Nuorese, in Sardegna, sono più che concrete, e quest'ultima corsa, quest'ultimo anno e mezzo di corsa viene vissuto con certezze sempre più grandi e più concrete. Una corsa che è prima di tutto una centralina scientifica, che è quella dell'INFM, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Chiedo quindi l'intervento del direttore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Cagliari, Alessandro Cardini. Grazie di essere con noi. Non avresti bisogno di alzarti, perché da seduto sei alto come me, ma insomma mi sembra più... rimaniamo alzati. Grazie buonasera a tutti e a tutti. È un piacere essere qua, perché per noi tutte le volte che veniamo a Lula è un po' tornare a casa, perché siamo qui perché un giorno, un po' per caso, una telefonata del professor Fulvio Ricci a Luca Loddo, che mi fa piacere ritrovare qui questa sera, ci portò qui, perché quando avevamo l'esigenza di fare delle misure in sotterranea per capire come sarebbe stato un giorno un Einstein Telescope installato qui, e chiedevamo opportunità alle varie miniere se ci davano la possibilità appunto di mettere della strumentazione in sotterranea, Luca Loddo ha detto venite e ne parliamo. Beh, è stato l'unico che ci ha invitato a venire a fare questa misura, e quindi questa è diventata negli anni, ora fra un po' saranno quasi 10 anni che siamo da queste parti, questa è diventata un po' la nostra casa. In questi anni abbiamo istrumentato, abbiamo messo molti strumenti giù, e questi sono stati fondamentali per far capire alla comunità scientifica che questo è veramente il posto ideale che abbiamo in Europa, forse al mondo, insomma uno dei migliori, dove poter realizzare un'infrastruttura come Einstein Telescope. Einstein Telescope appunto è il futuro osservatorio per vedere le onde gravitazionali con una sensibilità 10 volte maggiore di quella che gli attuali strumenti che ci sono in funzione sulla Terra vedono. Perché gli italiani e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che guida queste cose, diciamo, siamo così coinvolti? Beh, perché uno dei 3 esperimenti che oggi al mondo funziona ce l'abbiamo in Italia. Si chiama Virgo, è vicino a Pisa, nella piana di Cascina, ed è uno strumento che insieme ai 2 strumenti americani oggi vede continuamente appunto le onde gravitazionali. Quindi in Italia da tanto tempo abbiamo una forte comunità che studia queste, diciamo, le vibrazioni dell'universo, chiamiamole così, quello che succede quando 2 buchi neri si scontrano. E nel 2015 abbiamo visto per la prima volta un segnale proveniente dallo scontro di 2 buchi neri avvenuti 1 miliardo di anni prima. Immaginate, cioè questa cosa a me è una cosa fantastica. Ci sono questi 2 buchi neri che si scontrano, le onde gravitazionali iniziano a propagarsi verso la Terra, lontana 1 miliardo di anni luce, appunto, ma sulla Terra non c'è ancora niente, no? E poi pian piano nasce non noi diciamo ancora, ma nasce praticamente flora, fauna, pian piano, gli umani si sviluppano, creano uno strumento, e quando lo accendono poi arriva quest'onda gravitazionale. Questa cosa raccontata così è simpatica, però diciamo ce ne sono tanti ovviamente di questi scontri tra buchi neri che avvengono nell'universo e che gli strumenti come Virgo e LIGO, gli strumenti americani, vedono quasi quotidianamente, per ora circa 1 alla settimana ne vedono. Ma con Einstein Telescope, con 10 volte più sensibilità, saremo in grado di esplorare un volume di universo 1000 volte più grande. Quindi se ora ne vediamo 1 alla settimana, poi ne vedremo 1 miliardo alla settimana. Una cosa impensabile, ma questo ci permetterà a questo punto di capirlo e guardarlo meglio questo universo, perché finora ascoltiamo solamente qualche battito di queste collisioni che ci hanno insegnato già molte cose, ma quando faremo tante misure
ovviamente potremo imparare molto di più. Comunque questa è la scienza che stiamo facendo, che noi facciamo noi e che vogliamo portare su questo territorio, perché diciamo, riteniamo che questo sia veramente il posto migliore e tutta l'Italia è veramente in linea su questa cosa. L'Italia ritiene che il sito sardo qui vicino a Sosenato, della zona Lula Vittionani, sia veramente il sito migliore dove fare un'infrastruttura che costa qualche miliardo di euro e che durerà 50 anni, che per 50 anni farà delle misure che fino a qualche decennio fa ritenevamo proprio impensabili. Noi abbiamo fatto tanti eventi sul territorio e abbiamo sempre raccontato la scienza. La scienza naturalmente la continueremo a raccontare e, come si diceva prima, a luglio partirà la costruzione di questo laboratorio che chiamiamo Sun Lab, che da un capannone di Gea, quello noto a tutti come ex Rimisa, dove si lavoravano i graniti, si farà un primo laboratorio per fare delle misure a bassissimo rumore. Quindi avremo questo laboratorio verosimilmente nel fine 2027, inizio del 2028, questo laboratorio sarà pronto e inizieremo verosimilmente i lavori a luglio di quest'anno. Poi continueremo a divulgare la scienza con i punti ET che sono in preparazione, ce ne sarà uno a Lula e uno a Nuoro. Ci stiamo lavorando molto con i nostri colleghi, con Matteo, Gloria e tanti altri, e con l'aiuto dei comuni di Nuoro e dei comuni di Lula, per rendere questi spazi un punto informativo, ma rendere anche questi spazi un punto dove si racconta la scienza e non solo, diciamo, che si fa e che vogliamo fare con Einstein Telescope. Una cosa, diciamo, importante per noi, e qui in qualche modo vengo all'importanza di questa mostra, è il fatto che parliamo di scienza, noi siamo qua, ma riteniamo che un'iniziativa di questo tipo, come Einstein Telescope, si debba fare necessariamente, e lo vogliamo fortemente, si debba fare con tutto il territorio. Il territorio deve capire, cioè noi abbiamo la responsabilità di trasmettere al territorio l'importanza di iniziative scientifiche di questo tipo e vogliamo che tutti insieme, appunto, noi si possa costruire questa cosa. E quindi la mostra di oggi non racconta solo scienza, anche se ci sono delle immagini di scienza, ma racconta appunto com'è il territorio e le persone che vivono in questo territorio e che in qualche modo insieme a noi sono le persone che poi parteciperanno in un modo magari diverso da come parteciperemo noi a questa impresa, ma faranno ovviamente parte di questa grande impresa che sarà Einstein Telescope sul territorio. Quindi per noi questa mostra è diversa, ma è veramente importante perché mostra un aspetto che non è banale, non è scontato, ma che è estremamente importante per il successo di un'infrastruttura di ricerca qua sul territorio, in modo che veramente tutti la si possa sentire propria. Quindi grazie ancora a tutti, io ringrazio moltissimo Edvige e Raffaele per averci portato queste fotografie meravigliose, e grazie a Domenico e Mariolina per averci dato questi spazi meravigliosi nel cuore di questo gioiello di città che è Lula. Grazie e buona Alessandro, grazie Alessandro Cardini, infatti come stavi iniziando a dire tu e come credo piace sottolineare a tutti i referenti della mostra di questa sera, si tratta di una lunga corsa, di una lunga attesa che coinvolge non solo la comunità scientifica ovviamente, ma anche la comunità del territorio, la comunità dei cittadini, in primis dei cittadini pugliesi.
inglesi, ma come dei paesi qua nel circondario, i paesi sotto i quali verrà costruito l'Einstein Telescope, perché se si arriverà al successo dell'approvazione del progetto in questo territorio si tratterà prima di tutto di una vittoria della cittadinanza, dei cittadini. Quindi è importante che anche le comunità locali siano coinvolte, come si sta facendo adesso anche mediante queste iniziative e mediante tutte le altre iniziative che vengono portate avanti sul territorio e verranno portate avanti da qui al prossimo anno e mezzo, proprio per una corsa uniti saldi verso l'obiettivo del prossimo anno e mezzo. Adesso lascio la parola a un altro referente fondamentale per il progetto Einstein Telescope, che è il suo direttore scientifico, ovviamente uno scienziato, essendo non scientifico, il direttore nazionale. Scientifico nazionale, direttore scientifico, dobbiamo essere assolutamente puntuali nelle... Solo scientifico diventa mondiale. Diventa mondiale. Esatto, Nazionale. È nazionale, è il professor Domenico D'Urso, a cui chiedo di alzarsi. Grazie. Grazie Carlotta per l'introduzione, grazie ovviamente a Domenico a Evelina per aver organizzato e ospitarci questa sera, grazie alle autorità che sono qui presenti, sindaci, rappresentanti dei comuni, Raffaele e Vice per il lavoro che loro hanno svolto, e ovviamente grazie a tutti voi per essere qui. Per me essere qui è un piacere, soprattutto è un piacere per un evento del genere, perché se poi guardate questa mostra secondo me porta un racconto particolare, cioè il lavoro che abbiamo fatto in questi anni qui non è un lavoro che è partito da zero, è un lavoro che ha beneficiato e ha, tra virgolette, approfittato della storia di questo paese. Noi siamo entrati, abbiamo bussato, siamo entrati, ci avete aperto e abbiamo iniziato, ci siamo messi sulle spalle dei giganti che ci hanno preceduto, sulle spalle della loro conoscenza del sottosuolo, e si stava facendo prendere questi studi sistematici e consolidati, è stata quella di non aspettare ET, ma di rispondere. L'esperimento a cui abbiamo lavorato, l'esperimento Archimedes, come l'esperimento ET, non è un esperimento che inizia quando mi avvicino al pezzo di ferro, è un esperimento che inizia quando mi porto nelle vicinanze del laboratorio, perché l'ambiente che lo ospita è già parte del rivelatore. Farlo funzionare bene, far funzionare il rivelatore, significa capire bene l'ambiente in cui questo è inserito. E quindi noi abbiamo cominciato realizzando uno use case. Questo è il termine che in genere si utilizza, e adesso stiamo per far materializzare un vero e proprio centro di ricerca, nuovamente grazie al supporto della Regione Sardegna, degli enti di ricerca nazionali, delle università sarde e dei comuni che in questi anni ci hanno dato ospitalità, supporto, logistica, sostegno, bonifici ancora no, però metti caso in futuro ci sia la possibilità, noi la facciamo, noi siamo disponibili, però l'area bonifici è questa. Quindi grazie a questo grandissimo supporto adesso qui verrà realizzato un vero e proprio centro di ricerca, non una banale camera, non era banale nemmeno all'epoca quando è stata fatta, però non è una semplice camera sperimentale, è un vero e proprio centro di ricerca multidisciplinare che include altri use case, cioè altri casi scientifici specifici che non hanno bisogno di ET per avere validità a livello mondiale, e cioè per esempio la comprensione della geodinamica terrestre grazie alla collaborazione, come si diceva, con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'INGV da qui
ha capito che può studiare i fenomeni che avvengono all'interno del nostro pianeta dall'altra parte del pianeta. Noi in Sardegna abbiamo installato delle stazioni per capire quello che succedeva sulla costa balcanica. In Sardegna abbiamo in miniera una stazione che viene utilizzata per centrare i terremoti che avvengono, per migliorare la stima dell'epicentro, dei terremoti che avvengono in Appennino e così via. Quindi noi stiamo già utilizzando le caratteristiche del sito, non abbiamo aspettato ET. Noi stiamo lavorando per essere pronti per ET, però nel frattempo con questo centro di ricerca noi ci proponiamo di sviluppare le tecnologie necessarie a realizzare ET. Noi vogliamo fare di questo posto un centro di attrazione e fare di questo posto un centro di attrazione non significa che lo faccio io, significa che lo dobbiamo fare tutti quanti insieme. E da qui, come vedete anche in questa mostra fotografica, il punto di partenza è la comunità che vive queste zone, è la comunità che vive queste aree, e quello in cui noi ci immergiamo è l'esistente, sono tutte le attività che fate voi ogni santo giorno, quelle vostre attività che si combinano perfettamente con il lavoro che ci proponiamo di fare noi da 20 anni e il lavoro che facciamo noi oggi. Quello che voi fate ogni santo giorno andando nelle campagne si combina assolutamente in maniera ottimale con quello che facciamo noi o che vogliamo fare. Quindi c'è la possibilità di stringere e di realizzare una sinergia da questo punto di vista unica. Quindi secondo me questa è la strada per cercare di parlarci e capire che possiamo tirare tutti dallo stesso lato, confondendoci l'uno con l'altro. Quindi la miniera con i ricercatori che arrivano, con la popolazione che vive e che ama questo territorio, esattamente come lo amiamo noi, oramai, che lo frequentiamo da qualche anno. Grazie. La comunità scientifica ha messo le basi qua, ha messo le radici, non ve ne libererete tanto presto, mi sembra, ha messo anche la di girare per i meravigliosi ristoranti che ci sono in zona Giocoforza, non me ne libererete facilmente, indipendentemente dall'esito della corsa all'Einstein Telescope, che continuiamo a ospitare ovviamente, sia una corsa verso la vittoria. Siamo già lancio dei soldi, no, però aspettiamo un attimo. Abbiamo, sì, certo, la console onoraria dell'Olanda, Cristina Ricci. Grazie dell'opportunità, grazie a tutti, è un grande onore essere di nuovo qui a Lula, un paese anche per me amico, perché ci sono degli amici, perché conosco tante persone, conosco la bellezza di questo territorio che amo. Sono la console dei Paesi Bassi perché conosco molto bene il territorio, per questo mi hanno nominato, e abito da 45 anni in Sardegna e l'ho esplorata con grande amore. Speriamo. È bello sentire questo impegno corale, politico, scientifico, della comunicazione, della popolazione, dell'arte. E speriamo che questo impegno corale porti veramente a un canto dell'universo che sia quello più opportuno per la scienza, per il mondo, visto che sarà una opera mondiale, no? Per i prossimi 50 anni, come ci diceva il professor Cardini. Io evidentemente auspico una grande collaborazione, comunque vadano le cose, no? Perché questo è quello che ci dobbiamo augurare. Mi ricordo che quando 6 anni fa, per la prima volta, mi confrontai con la tematica dell'Einstein Telescope, la prima cosa che mi chiesero in ambasciata fu: ma in Sardegna c'è una scuola internazionale? E quindi ovviamente la risposta era negativa, non
non ce n'è, cioè a Nuoro non c'era, ma neanche a Cagliari, ma adesso c'è. A Olbia c'è una scuola internazionale, quindi diciamo assistiamo a una come dire, a una intensificazione su tutti i fronti del territorio affinché questo progetto appunto corale di così grande riscatto anche per il territorio abbia maggiori possibilità di avverarsi. Ci sono dei ragazzi, ieri li ho intercettati alla biblioteca di Olbia, degli studenti olandesi dell'università olandese, sono venuti qui apposta, eccoli lì, e studiano neanche a farlo apposta materie aerospaziali. Poi c'è il professore che li aspetta. No, per dire, io mi auguro che anche questi giovani olandesi, nederlandesi abbiano l'opportunità di venire a esplorare questo territorio, comunque vadano le cose, perché ci sono tutti questi altri progetti in corso ed è molto bello questo anche atteggiamento di comunque dare valore a un territorio, comunque perché se ne sono individuate, perché si crede, perché si è convinti delle caratteristiche che questo territorio esprime, quindi senza essere attendisti, ma con un piglio, diciamo, costruttivo, decisivo, che sicuramente non può che fare bene a tutti noi, anche, no? Anche a tutti coloro che nella diplomazia si preoccupano dei buoni rapporti tra i paesi e quindi spero che vengano anche tanti artisti olandesi, fotografi, e che possano trovare qui veramente anche loro dei significati diversi, profondi e di grande, diciamo, di comunicazione, e che portino avanti l'Europa, la scienza e tutto ciò che diciamo può favorire il progresso anche spirituale del nostro vivere insieme. Grazie a tutti. Grazie. La console Ricci per il suo intervento carico di speranza e di buoni auspici per il progetto Einstein Telescope che si valora, come ci auguriamo tutti dovesse arrivare qui a Lula nel territorio circostante, sarà ovviamente, porterà delle ricadute, lo ripetiamo, assolutamente grandi, entusiasmanti e pieni di nuove opportunità non solo per il Molise, per tutta la regione. Vi siete persi, tanto non ve lo ripeto, ma è giusto per chiedere se vi siete persi o meno. Entriamo nel vivo della mostra a questo punto e come? Si esprime? Il sindaco vuole spendere quel parole per salutare. Io ero venuto come spettatore, ascoltatore, anche perché mi avete invitato diverse volte, però è la prima volta che vengo qua a Maclula e infatti ne approfitto anche per farvi davvero i complimenti. Niente, vi ringrazio per quello che ho sentito prima, e quindi ringrazio ciascuna delle persone che ha parlato prima di me, quindi a partire da Raffaele, da Domenico D'Urso, da Alessandro, insomma, con cui ovviamente anche da Pietro Pittalis, con cui ci sentiamo molto, molto spesso. Il fatto di ascoltarvi mi ha dato anche molto, molto coraggio, perché l'avete sentito anche voi, quella che è la determinazione. Noi come comune, con tutte le fatiche, perché adesso Domenico c'è che i bonifici, ma si sa che i comuni, insomma, anche quando hanno i soldi fanno un po' di difficoltà a fare i bonifici, quando non ne hanno è ancora peggio, però stiamo mettendo a terra tutto quello che abbiamo, quindi quelli che sono gli spazi che stiamo realizzando dentro Nuoro, a partire dall'ex artiglieria, dove è stato anticipato, noi ospiteremo la prima sede sarda dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, a partire dal Polifunzionale di Via Roma, dove stiamo insomma, per firmare un accordo per ospitare le attività divulgative dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Quindi stiamo cercando davvero tutti insieme di fare la nostra parte.
Qual era l'aspetto a cui ho pensato mentre stavate parlando? Che alla fine quello che stiamo cercando di fare sono discorsi di territorio e ci sono degli elementi che magari sicuramente sono casuali, però sono dei segnali, perché io ad esempio sono il sindaco di Nuoro, ma come sapete sono di Siniscola, Raffaele è di Orusei, e abbiamo un presidente della provincia, Giuseppe Ciccolini, che è di Bitti. Alla fine c'è una strana coincidenza di elementi, per cui elementi che secondo me devono farci capire che noi dobbiamo fare discorsi di territorio, dobbiamo affrontare questa sfida così come stiamo facendo tutti insieme, quindi non più le singole città, la singola città di Nuoro, le singole paesi di Lula, ma tutti insieme, sia perché ovviamente è la forma più efficace per affrontare questa sfida, sia perché questa è una sfida per cui non basta la città di Nuoro da sola, non basta il paese di Nuoro da sola, non basta il territorio da sola, sarà una sfida, se andrà a buon fine come credo, talmente grande che ci sarà davvero bisogno di tutti, probabilmente non basteremo, probabilmente ci sarà la necessità di avere risorse anche dall'esterno, però la base di tutto è portare avanti questa sfida tutti quanti insieme, così come effettivamente stiamo facendo. Quindi è importante esserci oggi, secondo me, quindi sono ancora più contento di essere venuto, non solo per aver visto il Maclula, però perché va dato proprio un segnale forte in questo senso, quindi dobbiamo affrontare la sfida davvero tutti insieme come territorio. Quindi grazie e buon proseguimento. Grazie Sindaco, apprezziamo anche la sua presenza questa sera, perché è il segnale proprio della volontà del Comune di Nuoro, che è anche capoluogo in provincia, di sostenere questa iniziativa come sta facendo fattivamente da tempo, e la sua presenza è un elemento ancora più gradito questa sera come punto fermo da parte del capoluogo di sostegno al progetto. Il progetto ovviamente sarà corale, richiederà un impegno corale da parte di tutta la regione, insomma. Entriamo nel vivo a questo punto. Chiedo di alzarsi e poi spiegheranno, loro entreranno nei dettagli del loro progetto, i due curatori della mostra, perché si è trattato di un progetto a quattro mani che unisce non solo l'arte della fotografia, ma anche la scienza e io direi anche, ne stavo parlando prima con i curatori, una ricerca sociale, una ricerca antropologica. Chiedo quindi di venire con noi, di alzarsi, anzi a Edvige Pezzulli e a Raffaele Petralla, che sono appunto i due curatori. Chiedo prima di tutto io dove mi metto? Di qua, prima di passare il microfono, perfetto. Edvige Pezzulli, astrofisica, divulgatrice scientifica, un curriculum che parla da sé, collabora tra le mille cose anche con la RAI, con NOS di Alberto Angela, prima di Alberto Angela una collaborazione di più anni con Super Quark, quindi con Piero Angela, un volto noto della divulgazione scientifica in Italia. E Raffaele Petralla, un fotografo, un fotografo specializzato in reportage di inchiesta principalmente sociale. Mi sembra di aver capito anche guardando i tuoi lavori, anche tu un curriculum veramente di enorme di caratura altissima, pubblicazioni con le più grandi riviste nazionali e internazionali, una ricerca fotografica, la tua, che spesso poi sfocia in una ricerca a step, una ricerca che viene portata avanti per anni per una restituzione proprio sociologica dello studio di un territorio. Lo studio dei territori dell'Einstein Telescope per voi è stata proprio prima di tutto proprio un'indagine. Funziona? Ah, ok, grazie. Mi sentite? Sì, è molto più conveniente questo. È stata proprio un'indagine sul posto che è durata più di un anno. Ci raccontate un po' la genesi e come si è portata nel tempo la vostra ricerca.
Sì, diciamo grazie intanto, grazie a tutte le persone che sono qui, grazie a tutte le persone che ci hanno ospitato in realtà appunto in questo più di un anno di venute e di state, anche perché abbiamo cercato di esserci, soprattutto e conoscere il territorio prima di iniziare questa avventura, grazie al MAC, a INFN, insomma a tutte le persone anche che hanno sposato questo progetto. È un progetto che nasce dall'idea di provare a fondere la comunicazione scientifica e la fotografia, perché ci sembrava che raccontare la scienza solamente con le parole fosse un po' poco, farlo soltanto con la fotografia scientifica, no? Che parlasse di scienza fosse altrettanto poco, e quindi abbiamo provato a scegliere una via trasversale, provare a ragionare veramente insieme su come raccontare soprattutto la complessità di queste esperienze. Quindi E.T. ci sembrava una storia complessa, una storia molto ricca che meritava non soltanto un racconto appunto scientifico in senso stretto, ma che ci permettesse di parlare anche di una scienza che si fa, di una scienza che si sta forse facendo qui, di una scienza che comporterà non soltanto molte persone a orbitare intorno a questi territori, ma molte persone di questi territori che sono qui a capire, ad attendere, ma anche a cercare di partecipare attivamente, perché il territorio di Lula fin da subito ci è sembrato un territorio che ancora più di molti altri vuole partecipare attivamente, non vuole soltanto attendere o venire informato. Quindi il territorio è stato anche un punto di partenza, e sulla base di alcune riflessioni collettive abbiamo immaginato di raccontare la complessità attraverso 4 macrotemi, che è appunto E.T., la collaborazione, quindi i soggetti della scienza che forse atterreranno per E.T., ma che già sono atterrati, no? A fare cose di scienza in modo più ampio, il territorio, che è un altro soggetto che appunto gioca una parte attiva in questo racconto, il territorio in quanto mondo del sotto-sotto, del di sotto, non soltanto il di sopra, no? Il mondo del sottosopra in qualche modo, cioè la miniera, i territori in cui forse effettivamente, concretamente questo strumento si andrà a sviluppare. E poi c'era un quarto oggetto d'analisi, che forse è il più importante, che sono le radici di questo progetto, ma anche gli obiettivi che entrambe le comunità vogliono preservare, che è il silenzio. Sul silenzio ti lascerei la parola. Grazie a tutti. Io vorrei porre l'attenzione sull'aspetto umano, che io vengo da una formazione, un'esperienza professionale che mi porta a stare sul campo, come si dice in gergo, a raccontare il reale, come prima diceva giustamente, l'aspetto sociologico, ci tengo a porre l'attenzione su quanto sia stato bello umanamente incontrarmi con Edvige in questo progetto, cioè nel momento in cui Edvige, che mi raccontava, cominciando dai buchi neri dell'Einstein Telescope, è stato bellissimo poi ritrovarsi negli intenti, nel dire: ma perché non facciamo un progetto sull'Einstein Telescope? Sì, ma l'Einstein Telescope non c'è ancora. E quindi poi abbiamo riflettuto cioè, le nostre idee convergevano verso raccontare l'attesa, quindi qualcosa che è ancora prima del raccontare il divenire. E quindi da quel momento lì abbiamo cominciato a pensare a come raccontare un'attesa, come si può raccontare qualcosa che ancora non c'è. E quindi da lì poi abbiamo cominciato a riflettere sul silenzio, che è appunto una delle prerogative fondamentali, basilari, perché la candidatura possa andare bene, ecco, possa essere presa in considerazione e possa vincere. Ma il silenzio non soltanto come silenzio sismico, di cui questo territorio, insomma, se sbaglio qualche termine, no? C'è una bassissima incidenza, se non quasi nulla, di sismicità.
so se l'ho detto. Fanno ok. Mi fanno ok. Il dopo mi fa Ok, allora guardo. E quindi il silenzio anche inteso come un qualcosa che va rappresentato concettualmente, perché è anche qualcosa che riguarda il territorio, che riguarda la realtà che circonda lo spazio dove l'Einstein Telescope potrebbe esserci, ma il silenzio che è un qualcosa che sprigiona energia, che è apparentemente vuoto, ma non lo è in realtà, un silenzio che apparentemente si mostra senza delle azioni concrete. E qui mi avvicino alla scelta delle immagini, cioè delle immagini in cui non succede mai qualcosa di concreto nell'immediatezza della visione, ma delle immagini che racchiudono dentro un'energia, che è l'energia dell'attesa, è l'energia che potrebbe dar vita a questo progetto. Per questo motivo abbiamo deciso anche di dividere il racconto in aree tematiche, come diceva prima Edvige, la scienza, quindi l'ET, attraverso gli scienziati, attraverso progetti che stanno procedendo prima ancora dell'arrivo di ET, e che comunque sono connessi in qualche modo anche all'Einstein Telescope, ma anche gli scienziati non nel momento in cui stanno operando, anche loro come se fossero in un tempo sospeso, in un tempo di attesa. E poi, come diceva Edvige, abbiamo riflettuto sul mondo di sotto e il mondo di sopra, quindi un progetto che verrà realizzato sottoterra, ma che deve tener conto anche di tutto ciò che c'è sopra, a partire dal silenzio, ma considerando anche le persone che ci vivono e il territorio, quindi anche la morfologia del territorio, quindi anche l'importanza della materia. E poi ovviamente la miniera, che è il luogo in cui il progetto dovrebbe svilupparsi, il punto di partenza. E poi se avete poi delle domande sulle foto prese singolarmente, noi siamo qui a disposizione. Non allargarti troppo, perché altrimenti vengono di nuovo per 2 giorni sequestrati a farvi domande di ogni genere. Ma io avrei una domanda: il silenzio, mi sentite tanto? Sì. No, c'è problema. Il silenzio appunto del sottosuolo, che si contrappone a quella che è la voce dei cittadini, la voce della comunità nei dialoghi con voi. Parlando prima tra noi mi raccontavate che avete trovato una comunità dei cittadini molto consapevoli e informati su quello che sarà l'Einstein Telescope, e questo è stato, immagino, anche molto utile per la vostra ricerca e che sia stato anche un valido aiuto. Certamente, è stato anche sorprendente come la gran parte della gente che abbiamo incontrato, con cui abbiamo interloquito e in molti casi anche con cui abbiamo stretto rapporti. Infatti ringrazio anche le persone che sono venute qui, con cui abbiamo instaurato delle relazioni di amicizia. Ci ha sorpreso tantissimo il fatto che c'è consapevolezza di che cosa potrebbe essere Einstein Telescope, al di là delle opinioni dei singoli sull'essere a favore o l'essere contro, anche se poi nella maggior parte dei casi abbiamo riscontrato che c'è favore nei confronti della costruzione dell'opera, però al di là di questo ci ha sorpreso tantissimo la consapevolezza, addirittura raccontavo prima, in alcuni casi mi sorprendevo al punto che dicevo, ma lo spiegano tutti meglio di me, cioè, se lo dovessi spiegare io anche a un amico di che cosa si tratta, che cos'è l'Einstein Telescope, mi sono reso conto che
la stragrande maggioranza delle persone lo spiegava sicuramente meglio di me, e parlo di persone di qualsiasi centro sociale, di qualsiasi estrazione sociale. Questa cosa l'ho trovata davvero sorprendente. Anche meglio di me, nel senso che le prime volte che siamo venuti, che ci siamo affacciati sul territorio, abbiamo raccontato perché eravamo qui, ma senza raccontare la nostra formazione, e quindi ho incontrato delle persone di Lula che mi spiegavano le cose senza sapere che io conoscessi da un punto di vista scientifico questi temi, e mi sono ritrovata a sentire delle cose a un livello non dico accademico, però con una appunto consapevolezza, comprensione di quello che stava accadendo grandissima, ed è stato impressionante, sì, è stato qualcosa di completamente inaspettato. Venire su questo territorio è stato non un gesto accessorio, cioè non siamo venuti per capire, per indagare con a monte un'idea, siamo venuti per provare a metterci in dialogo, capire a che punto stava questa attesa, questa operazione, che sentimenti c'erano e come a quel punto portare avanti il lavoro. Infatti in questo senso è stato anche un silenzio d'ascolto, non soltanto d'ascolto perché c'è un territorio in ascolto, in attesa, perché c'è un ascolto possibile da un punto di vista di onde gravitazionali, quindi scientifico, ma anche in questa mostra un ascolto nostro per capire cosa ci fosse di interessante da raccontare. E una cosa per cui ringrazio davvero il territorio è stato il livello d'accoglienza veramente senza competitors da questo punto di vista. La cosa non è una captazio benevolenza, perché me l'hanno detto anche fuori dai microfoni prima della mostra, un reale attaccamento a questo territorio dopo un anno, e si trattava di visite che facevate, non so, una volta al mese per 8 giorni. Ogni quanto venivate magari? Ci siamo venuti 4 volte, 4 in tutto, sì. Comunque non lo consideriamo affatto un progetto concluso, seguiamo l'attesa di ET, quindi continueremo ad ascoltare questo silenzio che è energia potenziale. Quindi un tipo di ricerca che è nel solco delle ricerche fotografiche artistiche che hai portato avanti fino ad ora, che aspetta quindi anche nel tuo caso l'esito della corsa alla candidatura per poter portare avanti quelli che sono gli umori del territorio, il sentire dei cittadini, della comunità, e anche i mutamenti che subirà la comunità nel tempo, mutamenti che appunto ci auguriamo essere più positivi possibile. Quindi prima di chiudere l'intervento di questa sera, io chiamo anche Matteo Serra, che è il referente e responsabile della comunicazione di Einstein Telescope Italia, che ha finanziato la mostra. Non io, banalmente. C'è un portafoglio, infatti, che deve pure dopo. No, in realtà il portafoglio è più del signore. Io lo ringrazio. Ecco, una mostra che approda qui, proprio sul territorio, al Maclula, che vuole essere anche un omaggio alla comunità, mi sembra di capire, e che vuole raccontare quello che è stato fino ad ora e quello che sarà. Assolutamente, tanto buonasera a tutte e tutte anche da parte mia. Noi stiamo portando avanti già da diversi anni un'attività intensa di comunicazione, di promozione della candidatura italiana, la candidatura di Zosematos Ospitaretti, e quindi cerchiamo di organizzare tante cose, di promuovere tante attività, e quella che presentiamo oggi è un'attività è un'iniziativa a cui teniamo molto, perché ci ha permesso anche di sperimentare un modo un po' diverso di raccontare questo progetto. Lo abbiamo fatto tanto da un punto di vista scientifico. Qui al Maclula abbiamo ospitato l'anno scorso una mostra su ET, appunto più inerente alla parte scientifica, ma appunto
In questo caso abbiamo voluto sperimentare qualcosa di diverso, quindi sfruttando il linguaggio fotografico, il linguaggio, insomma, un linguaggio particolare, sempre molto intenso, che ha tutta una sua narrativa, diciamo così, e che però permette anche di raccontare appunto non solo la parte scientifica, ma come è stato già detto più volte, insomma, anche tutta la parte legata alla comunità, alle persone che vivono qui, al territorio. Io ringrazio veramente di cuore Edvige e Raffaele che hanno messo a disposizione il loro talento, la loro professionalità, la loro creatività per realizzare questa bellissima mostra che potete vedere. Voglio anche sottolineare un aspetto: questa è una mostra fotografica, ma ci sono anche dei testi che sono una parte importante, anche questi, della mostra, che raccontano queste 4 sezioni, e questi testi sono in 3 lingue, 2 sono proprio esplicite, l'italiano e il sardo, poi c'è anche l'inglese con il QR code, però ecco, in particolare la presenza anche del sardo è qualcosa di importante che noi abbiamo realizzato grazie a una collaborazione con la Regione Sardegna, in particolare una convenzione con il Servizio Lingua e Cultura Sardo, sportello linguistico regionale, che ha realizzato le traduzioni dei testi in sardo, quindi anche questo, insomma, è un modo che noi cerchiamo, è uno dei modi con cui cerchiamo, ecco, di parlare la stessa lingua, in questo caso non in senso metaforico, ma in senso proprio reale, delle persone che vivono in quest'area. E ovviamente ecco, io voglio ringraziare di cuore tantissimo Domenico Fumagalli e Marina Mannia, perché insomma noi siamo molto fortunati per il fatto che l'ULA, che è, diciamo, il centro, il fulcro della candidatura per Einstein Telescope, ospiti un museo di arte contemporanea, che è una cosa, diciamo, non era così scontato, ecco, che accadesse. Appunto abbiamo già lavorato in passato e ovviamente speriamo che ci siamo, e ci auguriamo di continuare a lavorare. Grazie mille. In chiusura i saluti finali sono affidati alla prima. Ha parlato Deus ex machina del Macula, ora la Dea ex machina, Mariolina Mannia. Grazie a tutti davvero, e a questo pubblico numeroso. Ci ha sorpreso, abbiamo tante autorità